100 giorni questi punti programmatici siano veramente realizzati. Macri, non mettere la testa sul vassoio di questi bastardi, perché non te la daranno mai. Non ci credi neanche tu. O se ci credi pensiamo sempre al solito discorso, che purtroppo siamo destinati ad essere un partito che per sopravvivere dobbiamo sempre venderci. E per venderci però dobbiamo trovare quella storiella che non ci crediamo più, nessuno di noi crede a questo, ma vorrebbe, o che fa finta di credere per giustificare il fatto che siamo rimasti forse in questo momento gli unici interlocutori dei partiti italiani. Dici la tua. L'assurdo, io sto dicendo la mia. No, dico da Paresti. Ah sì, allora, il Sud Tirol Volkspartei, certo che fa gli accordi, ma guida il governo. Il PD è al 6%, il PDL forse neanche c'è, è diverso, noi siamo il 3%. Quindi io dico che, ripeto, per me è uno sbaglio totale andare con i partiti italiani. Non ho sentito il segretario che abbia neanche provato a interloquire con l'autodeterminazione, con gli altri partiti, perlomeno si poteva almeno far finta di interloquire. In questi anni non c'è stato neanche tentativo. Io quindi dico che a Cristian, proprio perché non ha ancora concluso, di pensarci bene, perché questa è tutta una sua responsabilità politica, te la devi prendere tutta, Cristian, perché io non ho visto oggi parlare di documento programmatico del Congresso. Quello che noi stiamo facendo oggi, il Consiglio nazionale, lo dovete sapere, non è il documento programmatico del Congresso che abbiamo votato.